tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati all'ultima puntata settimanale di Autodafè che riprende l'appuntamento del venerdì, la conversazione con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi, che ringrazio, che saluto e che ritrovo con grande piacere dopo circa un mese. Grazie professore per essere di nuovo con noi. Non abbiamo il tuo audio, professore, quindi dovresti sbloccare l'audio, altrimenti non riusciamo a sentirti dal tuo computer. Intanto chiedo di verificare anche alla regia, ma credo che sia un problema di autorizzazione da parte del tuo Conferma il PC. microfono spento il prof. Ecco. Pezzani, si vede anche il simbolo. Sì, esatto, c'è il simbolo del microfono barrato, ma basta sbloccarlo dalla striscia di comando del collegamento. Se vai su microfono, professore, lo sblocchi e quindi possiamo sentirti senza alcun dubbio. Intanto, oggi, mentre sblocchiamo l'audio, mentre sblocchi l'audio, professore, allora dovresti cliccare sull'iconcina del microfono perché si attiva e si disattiva semplicemente in alto, sulla striscia in alto del collegamento. È il bello della diretta. E eccoci qua, perfetto, ti sentiamo benissimo. Intanto ti dicevo grazie per essere di nuovo qui con noi come tutti i venerdì alle 10:30. Oggi abbiamo dato un titolo alla nostra conversazione: il precipizio non è solo Niscemi, e abbiamo ricordato anche, a proposito di precipizio, il libro di Noam Chomsky, che chiaramente non si occupava della frana di Niscemi, ma del capitalismo finanziario all'attacco della democrazia, che è un tema sul quale hai riflettuto a lungo anche tu, professore, no? Però c'è un altro aspetto, oggi va di moda questa parola, iconico, l'icona, l'immagine della frana di Niscemi a te ha suggerito una serie di cose. Tu sei anche un profondo conoscitore delle economie regionali e dell'economia italiana nel suo complesso. Ti sei occupato del tema federale anche sotto il profilo economico, conosci dunque come funziona la macchina pubblica sia a livello centrale sia a livello regionale, periferico e locale. E faccio questa premessa perché qui siamo di nuovo di fronte appunto a un'immagine iconica, come si dice oggi, cioè che ci racconta molto dello stato di salute di un paese. Quella frana lì non è solo un colpo d'occhio, è anche una fotografia di un certo stato del paese, no? E del modo di gestirlo questo paese. Per cui il precipizio non è solo un precipizio fisico, ma credo ti abbia richiamato, tu sei partito da lì, questa immagine ti ha colpito molto sotto il profilo proprio dell'esame economico e politico in senso lato. Quindi questo è il primo input. Il secondo input è proprio fresco di mattinata perché io vedo che l'Istat ha diffuso una stima preliminare circa il famoso PIL, quanto sia adeguato il PIL a fotografare lo stato di salute economica reale di un paese. Anche questo è stato un altro dei temi di cui abbiamo sempre discusso. Comunque l'Istat cosa ci dice? Che nel 2025 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,7% rispetto al 2024. Il dato del 25 è superiore a quello stimato dal governo, che aveva previsto nel suo documento programmatico di finanza pubblica di ottobre un aumento pari allo 0,5%. E quindi io ti butto là subito la domanda, poi non intervengo più perché c'è già tanta carne al fuoco, partendo dal precipizio di Niscemi per arrivare a quello di Chomsky e all'analisi dello stato di salute dell'economia reale, che è quello che ci interessa veramente. Aggiungo solo che, parlando di PIL, dobbiamo tenere presente che nel 2024 il prodotto interno lordo, il PIL dell'Italia, a prezzi di mercato, ha raggiunto 2.192 miliardi circa. Quindi è cresciuto dello 0,7, nel 25 sarà poco di più, a fronte di un debito pubblico che a fine 2025, dati di ottobre, è di 1.000 miliardi in più, è 3.131 miliardi. Allora, tutto questo ci dice che dobbiamo gioire perché il PIL è cresciuto più delle previsioni, o ci dice che siamo su un precipizio, per tornare all'origine? E ti lascio subito la parola. Partiamo da Niscemi e da quello che suggerisci. Allora, la fotografia di Niscemi fa paura, no? Fa paura e fa impressione perché ci si domanda come sia stato possibile costruire delle case su un precipizio, insomma, no? E non può essere un caso dell'ultimo minuto, ce ne siamo accorti il giorno prima. Il problema è un problema un po' più complesso. Partiamo un attimo dal PIL.
il PIL viene usato come elemento, misura di un'economia, ma in realtà è una misura, fra virgolette, non esatta. La criticava Robert Kennedy nel suo discorso: il PIL misura tutto, ma non misura quello che serve a noi sostanzialmente. Il PIL non misura l'indice di povertà, il PIL non misura la disoccupazione, il PIL non misura tutta la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza. Queste misure non sono oggetto di PIL, quindi noi possiamo avere il PIL di una società alto, con alta povertà, alta disuguaglianza, alta disoccupazione, e un PIL più basso di una società con bassa disoccupazione, bassa disuguaglianza e bassa povertà. Allora, detto questo, dobbiamo renderci conto che tutta una serie di elementi che sono fondamentali nel valutare lo stato di salute di una società non sono misurati dal PIL. Il PIL non misura l'inquinamento, non misura i gas, non misura le persone che si suicidano, quindi diciamo è un elemento di misurazione funzionale a un sistema finanziario che ci ha portato al collasso. Ora, in realtà il tema dell'Italia è un tema un po' più complesso, perché l'Italia è una parte di un sistema complesso che è il mondo occidentale. Il mondo occidentale è arrivato alla fine e questo sembra abbastanza evidente. Lo scriveva Oswald Spengler nel 1923, lo scriveva Sorokin nel 1941, lo scriveva Toynbee nel 1947. Quindi il sistema occidentale, per coloro che vedono la storia e la sua ciclicità, come per primo aveva intuito Giambattista Vico nel 1719, con La storia si ripete, insomma esistono delle ciclicità. Se noi prendiamo queste ciclicità, noi vediamo che il mondo occidentale, diciamo prendendolo alla fine della seconda guerra mondiale, no, noi abbiamo avuto dei periodi strettamente collegati. Abbiamo avuto un periodo di grande sviluppo legato da un'economia monetaria legata a Bretton Woods, all'economia reale, fino a quando siamo arrivati al 71 con lo sganciamento del dollaro dall'oro, e lì abbiamo scompaginato completamente tutte le transazioni monetarie. Ricordo solo questo dato, che a Bretton Woods nel 1944 si definì lo scambio dollaro-oro, per cui si poteva stampare una quantità di dollari pari a 36 dollari ogni oncia d'oro. Quindi un'oncia d'oro nel 1944 valeva 36 dollari. Oggi un'oncia d'oro vale oltre 5.000 dollari. Quindi è evidente che si è creata una discrepanza fra l'economia reale, che è stata cancellata, con una manovra, fra virgolette, speculativa e criminale perché non è stata casuale il fatto, a favore di una finanza che ha indebitato i paesi e che ci ha costretto a una situazione di scollamento. Ora l'Italia si trova in una situazione di grande difficoltà, al di là delle dichiarazioni dichiarazioni fatte ma non reali. Allora, come è stato detto, noi oggi abbiamo un debito che passa i 3.000 miliardi e questo debito che passa i 3.000 miliardi non si è costituito da un giorno all'altro, sono decenni che noi stiamo accumulando un debito progressivo e abbiamo un debito che cresce di più di quanto non cresca il PIL, tant'è che oggi noi siamo il secondo paese in Europa con un debito sul PIL che è più alto rispetto, è secondo soltanto alla Grecia, ma siamo oltre al 137%, quando in realtà dovevamo entrare con un PIL molto più basso. Quindi il problema vero qual è? Che noi oggi abbiamo una posizione di debito molto elevata, poi abbiamo delle, fra virgolette,
pannicelli caldi, che sono il calo dello spread. Lo spread è calato perché è legato al marco, alla Germania, e quindi la caduta della Germania ha ridotto lo spazio tra il valore tedesco e il valore dell'Italia. Basterebbe che lo spread aumentasse di 10-15 punti percenti e noi saremmo qua a metterci le mani nei pochi capelli che ci sono rimasti. Allora, questo è un problema importante. Il secondo aspetto, che è legato a Niscemi e che è legato a tante altre infrastrutture in Italia, è il fatto che questo debito pubblico è aumentato, è diciamo, determinato da una crescente spesa pubblica. Questa spesa pubblica oggi, da anni, da decenni, è rappresentata prevalentemente da spesa corrente. Stiamo parlando del 90%, quindi solo il 10% della spesa pubblica è fatta per investimenti. Questi investimenti mancanza di investimenti hanno portato a una progressiva scarsa manutenzione di quelle che sono le strade, di quelli che sono i ponti, di quelle che sono le strutture idrogeografiche del paese. Quindi parliamo di Niscemi, parliamo degli allagamenti in Romagna, parliamo delle frane. Quindi il tessuto idrogeologico del paese non è stato oggetto di manutenzione, e questo si è verificato esattamente per la Germania ed esattamente per gli Stati Uniti, e noi, come gli Stati Uniti, come la Germania, ci troviamo con strutture del paese idrogeologiche che non sono sotto controllo, e questo porta alle frane di Niscemi, come porta alle inondazioni in Romagna e da altre parti. Questo aspetto è estremamente importante, perché noi oggi dovremmo sostanzialmente ridurre la spesa pubblica, e questo è un problema perché sta aumentando, ma ridurre la parte corrente, non la parte per infrastrutture, in presenza del fatto che noi oggi dobbiamo investire nel settore bellico, come ci viene richiesto, e di fatto siamo costretti a sottrarre risorse dal sistema di welfare per destinarle a settori che non sono legati al sistema di welfare. E quindi noi oggi, che avremmo bisogno di sostenere un sistema di welfare in funzione di una sanità che è in grande difficoltà, in funzione di una crescita economica bassa, stiamo parlando dello 0,5, dello 0,6%, quindi se tu non cresci poi non hai le entrate fiscali sufficienti per sostenere le spese pubbliche. Sei in una situazione di crescente livello di povertà, parliamo di 10 milioni di persone che sono in un'area grigia sottostante, parliamo di una situazione di una classe media che si sta impoverendo, parliamo di una situazione di disoccupazione, fra virgolette, crescente, perché è cresciuta l'occupazione, ma prevalentemente per gli ultra cinquantenni, non è cresciuta per i giovani. Stiamo parlando di un crescente aumento della disuguaglianza. Noi siamo in un paese in cui stiamo avviando un processo di crescente disuguaglianza, quindi siamo in un paese con una crescente tensione di conflitti sociali che viene, fra virgolette, ammorbidita da una stampa sostanzialmente che riflette quello che sotto il fascismo si chiamava il Minculpop, cioè il Ministero della Cultura Popolare. Quindi abbiamo una stampa che non dice, non racconta, non spiega e è brava nell'enunciare solo dei fatti, fra virgolette, marginali. Abbiamo un processo progressivo di istupidimento delle persone, che oltre 20 milioni che alla sera assistano alla Ruota della Fortuna o trasmissioni di questo genere e si istupidiscono perché alla fine non leggono, non studiano e non pensano. Quindi il problema vero è che noi siamo in un paese, fra virgolette, in una situazione di stallo,
e questa situazione di stallo è aggravata dal fatto che noi siamo in un sistema in decomposizione, cioè il sistema occidentale è in decomposizione. Noi abbiamo un sistema in difficoltà, così come la Francia, così come la Germania, così come sono il Regno Unito e così come soprattutto sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno passando il periodo più brutto della loro storia dalla fine della seconda guerra mondiale. Hanno un debito pubblico che si avvicina ai 39 mila miliardi e la cosa importante è che i titoli di Stato americani solo per il 25% sono sottoscritti da investitori esteri, il che vuol dire che il 75% dei titoli americani sono investiti da società finanziarie americane e gran parte di questi titoli sono nei pacchetti per le pensioni dei dipendenti pubblici e privati degli Stati Uniti, ma anche in parte nelle spese previdenziali di altri paesi come quelli europei. Gli Stati Uniti hanno perso la loro funzione unilaterale perché i BRICS stanno crescendo. Quest'anno la presidenza dei BRICS è affidata all'India e noi ci troviamo come collasso occidentale, abbiamo il collasso degli Stati Uniti che si sono resi conto che non possono più mantenere una posizione basata sulla forza militare, come scriveva Robert Kaplan, no? Che scriveva gli Stati Uniti vengono da Marte e l'Europa viene da Venere. È il marito di Victoria Nuland, una politica americana che ha sempre sostenuto tutte le guerre a partire da quella dei Balcani per poi le torri gemelle, quella dell'Afghanistan e quella dell'Iraq e quella della Libia e anche quella dell'Ucraina, perché fu lei nel 2014 in una ripresa telefonica venne ripresa che gli si chiedeva ma l'Europa nell'Ucraina che come facciamo a farla entrare? Lei ha risposto brutalmente che l'Europa si butta. No? E questa è un'audizione che tutti possono sentire perché venne fatta al telefono da Victoria Nuland e di lì poi nacque tutto il problema dell'Ucraina. Il problema, altro aspetto fondamentale che indebolisce l'Italia è il crollo dell'Unione Europea. Abbiamo un'Unione Europea che non è governata, cioè non è governata perché la von der Leyen non si riesce a capire dove vuole andare. Facciamo un accordo col Mercosur e facciamo un accordo con l'India. Ecco, come lo vedi? Lo vedo col fatto che noi rischiamo di aprire i nostri mercati a dei prodotti a basso prezzo, cioè a delle commodities, e quindi a basso prezzo rischiamo di mettere in difficoltà i prodotti nostri a basso prezzo, quindi dobbiamo ridefinire delle linee strategiche per le piccole e medie imprese che si riposizionino su prodotti più di elite. Non c'è un santo da fare se noi andiamo verso una concorrenza basata sui bassi costi e questo avrà effetto sull'occupazione in Italia, quindi è evidente che queste manovre rischiano di sostanzialmente spostare degli asset produttivi dall'Italia in altri paesi, come sta facendo Stellantis che sta proponendo di produrre in Marocco. Quindi è evidente che questo porterà via dei posti lavoro in Italia. Quindi in questa situazione di Europa in cui non si riesce a capire, in questa situazione così di una stupidità che non si può descrivere in altro modo, perché noi stiamo facendo delle sanzioni a Putin sul gas per pagare 5 volte di più il gas americano, quando nel 2025 gli Stati Uniti hanno comprato l'uranio per il 50% dalla Russia e noi l'abbiamo comprato come Europa per il 25% anche noi dalla Russia. Stiamo comprando dalla Russia l'uranio e andiamo a sanzionare invece il petrolio che ci serve. Allora, siamo arrivati anche con questa storia dell'Ucraina. Noi che cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Trump è stato esplicito, ha detto o l'uranio
o l'Ucraina riconosce il territorio Donbass alla Russia oppure si suicida, cioè, e questa è la conclusione. Noi che cosa siamo qui a fare? A mandare i soldi all'Ucraina e a mandare i soldati? C'era scritto questa mattina che ha bisogno di 200.000 soldati, ma dove si trovano 200.000 soldati? Ma è possibile che di fronte a questa realtà, che è di un'evidenza sconcertante, non si riesca ad avere un minimo di pensiero? Il problema è la strategia, cioè non esiste delle figure politiche che abbiano una strategia. Noi abbiamo un governo, fra virgolette, stabile, ma anche, fra virgolette, un poco in moto, perché in questi 3 anni delle grandi modificazioni strutturali non le abbiamo avute. È vero che il governo si è dovuto muovere su delle sabbie mobili legate al collasso degli Stati Uniti, al collasso dell'Europa, ai conflitti europei, ai problemi del debito interno, ma è chiaro che noi dobbiamo, fra virgolette, muoverci in una direzione di ricostruzione del sistema, perché il sistema in quanto tale è scollato, è saltato. Cioè il sistema occidentale in quanto tale è evidente che è scollato, lo scrivevano 100 anni fa Spengler, piuttosto che Sorokin, piuttosto che altra gente. L'ho scritto io e l'abbiamo commentato 5 anni fa con questo libro che è stato ripreso dal nostro amico Kainarka, Il precipizio di Noam Chomsky, dove 5 anni fa si descriveva esattamente come siamo oggi. Quindi il fatto che nessuno dica queste cose con una stampa che è assolutamente priva, cioè io credo che il vero problema che attanaglia oggi il paese è la paura. Ecco, tra l'altro a proposito di cose dette chiare e di stampa e di ricordo, io ricordo benissimo, adesso tutti a sorridere o comunque a ironizzare o a preoccuparsi grandemente per la questione della Groenlandia, no? Le mire statunitensi. Però, correggimi se sbaglio professore, ma in Europa ci furono amplissimi dibattiti quando ancora si metteva in primo piano la questione del cambiamento climatico. Ci furono amplissimi dibattiti in sede europea, ripeto, non in sede statunitense, circa il fatto che lo scioglimento dei ghiacci, in conseguenza del mutamento climatico, avrebbe fatto diventare strategiche le terre artiche, in primis la Groenlandia. Quindi si argomentava qui in Europa che sarebbero diventati ricchi e potenti i paesi che avrebbero sfruttato questa opportunità in termini di materie prime pregiate e di nuove rotte marittime, che avrebbero determinato un cambiamento enorme nella logistica e quindi anche nell'economia mondiale. Tra l'altro ricordo che a Murmansk Putin, la Russia, ha una flotta unica al mondo di rompighiacci atomici che sono strategici per il futuro passaggio artico e non a caso, mi pare, Putin e Trump si sono incontrati ad Anchorage in Alaska, non tanto per parlare di Ucraina, come tu hai ricordato, Trump l'ha detta chiara, no? Com'è la questione, ma perché si erano accordati sull'Artico. E recentemente Putin lo ha ribadito con estrema chiarezza, ha detto che sulla Groenlandia la Russia non starà a guardare, dipenderà dai suoi interessi, ma nello stesso tempo ha legittimato le mire degli Stati Uniti in quella parte del mondo. Insomma, i due hanno già fatto quello che qualcuno chiama una mini Yalta, un accordo tra di loro, in chiave anche anticinese, per controllare anche le future rotte, non solo le materie prime della Groenlandia e dell'Artico. Ora, la cosa incredibile è che nessuno ha ricordato che noi europei, qui in Europa, questo discorso qui l'avevamo fatto in anticipo, ma nessuno vi ha dato un seguito politico, anche perché la leadership politica europea è una leadership incarnata da quella figura losca, permettimi di dirlo, vista la vicenda degli SMS, della gestione Covid e tutto il resto, della presidente von der Leyen. Con questa figura istituzionale, dove andiamo? Insomma, abbiamo messo in luce per primo quel problema lì, ma allora adesso sono Putin e Trump a gestirselo e l'Europa non esiste. Sbaglio? No, insomma, l'abbiamo detto 1000 volte. Il problema dell'Europa e il problema dei paesi in difficoltà, delle difficoltà, sono problemi di uomini. Cioè noi abbiamo messo al governo dell'Europa una figura come la Ursula von der Leyen che dovrebbe essere mandata via a calci, perché non ha le competenze tecniche, culturali per svolgere quel lavoro di governance che dovrebbe fare una presidente che dovrebbe avere una visione strategica
dovrebbe avere una Cioè, visione scusami, adesso tutti a stracciarsi le vesti, va benissimo, ma perché noi non abbiamo fatto niente in sede europea e neanche i paesi componenti dell'Unione Europea per dar seguito a quell'osservazione intelligente, cioè occupiamoci delle terre artiche, una delle tante possibili. Invece ci balocchiamo con quel fasullo accordo con l'India o col Mercosur, è autolesionistico. Ma perché l'obiettivo politico oggi, allora, la politica è una scienza nobile e deriva dal greco polis ethos, no? Ci sono 3 parole, c'è l'economia, la politica e l'etica. L'economia deriva dal greco oikia nomos, che è la cura della casa. La politica è la polis ethos, che è la gestione della polis verso la felicità, e l'ethos è, come diceva Socrate, Platone e Aristotele, il massimo della felicità. La politica ha la funzione di dare il benessere al paese, ma oggi la politica ha la funzione di dare il benessere ai suoi partecipanti, non al paese. E quindi è evidente che se la priorità è quella di dare benessere ai miei partecipanti, io prendo le persone e le metto in funzione dell'interesse che hanno. Quindi in Europa non ci manderò mai delle persone che hanno una libertà di pensiero, perché non è coerente con una politica di autocostruzione. Ti devo interrompere per un motivo, abbiamo 2 minuti, ma io in questi 2 minuti vorrei toccare, seppur velocemente, 2 questioni che ho una adombrata prima. La prima è questa: io dicevo prima, tu sei stato un grande studioso, lo sei, del federalismo e delle diverse realtà italiane. Partiamo dal precipizio di Niscemi. Mi pare che sia ora di dire che se uno permette di costruire su un precipizio franoso, se ne deve assumere la responsabilità in sede locale. Non può essere chiamata la comunità nazionale a foraggiare di nuovo un crimine, perché questo è un crimine, aver permesso questo, no? Quindi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Non è questo il punto chiave del federalismo? Certo. Questa è la domanda. Certo, allora questo qua è un paese federale, d'accordo? Allora, questo paese nasce federale perché la Sicilia è diversa dalla Lombardia, perché sono diverse fra di loro, per meteorologia. Non credo, professore, che sia un'osservazione gretta, ma io non ho nessuna voglia di pagare per chi ha permesso una assurda irregolarità di quel tipo lì. Se hai costruito su una falda un precipizio franoso, te ne assumi la responsabilità. Ma non c'è solidarietà. Il problema, caro Giulio, è che è stato legittimato il furto. Cioè, questa è la realtà. Quindi il 7° comandamento, non rubare, è uscito dal decalogo dei comandamenti. Noi oggi abbiamo una situazione istituzionale in cui è legittimato il furto. E questo è il problema. E il furto è nella finanza, furto è nelle immobilizzazioni. Allora, il tema lo riprendiamo, è stato chiarissimo e velocissimo. Voglio chiudere con una notazione a proposito di PIL, no? Ma proprio il tempo di 20 secondi. Il PIL indica forse qualcosa, forse poco, forse nulla. Certamente la Cina ha continuato a crescere in questi anni, magari anche un PIL che è il 4, 5, 6 volte il nostro, ma sta crescendo la preoccupazione dei medici e dei sanitari in Cina per l'abuso tra adolescenti e giovani, tutto il mondo è paese, di una sostanza, il pregabalin, che è un farmaco prescritto per l'epilessia, il dolore neuropatico e i disturbi d'ansia. Insomma, anche in Cina il disagio giovanile è profondissimo: solitudine, depressione, ansia, mancanza di supporto psicologico e abuso di sostanze chimiche come quest'ultima, il pregabalin. Questo per dire che il PIL vorrà dire qualcosa, ma il malessere è un'altra roba, come dicevi tu prima. Chiudo così, professore, avremo modo di risentirci settimana prossima e di riprendere anche i temi ai quali abbiamo accennato in conclusione. Grazie al professor Fabrizio Pezzana. Grazie a voi a tutti, buona giornata e buon fine settimana. Ciao. Saluti.